Tra 10 giorni si potrà tornare a messa, ma non si inizierà dalla domenica come avrebbe voluto più di qualche fedele. Non sembra, ma ci sono tante cose da definire. Allora, avere una settimana di celebrazioni feriali con un minor numero di persone permetterà di fare le prove generali, ecco, per poi la celebrazione della domenica. In effetti sono tante le abitudini che verranno stravolte, ad iniziare ad esempio dall'entrata in chiesa, dove al posto dell'acquasantiere ci sarà un dispenser di igienizzante e guanti. Dobbiamo adattare un nuovo modo, per esempio se c'è un numero contingentato, allora quel numero dice per esempio che prima eravamo abituati ad andare in chiesa, ognuno sceglieva l'orario della messa che gli andava bene, adesso invece bisogna, e questa è una delle questioni importanti su cui stiamo riflettendo, capire se posso andare a quella messa e come facciamo a regolarizzare l'afflusso delle persone. Conta persone o prenotazione alla partecipazione? E ancora una famiglia convivente potrà stare più vicina rispetto ai singoli fedeli? Tutti aspetti che sin da oggi sono al centro di incontri nei vicariati della diocesi, dove si prendono in esame tutte le possibili soluzioni, anche a prescrizioni come la distribuzione dell'Eucaristia con i guanti. Sarà anche nostra premura di farli presente attraverso la CEI al governo, perché alcune cose dovranno essere anche autorevolmente concesse o precisate. Intanto, per garantire più partecipazione possibile, si pensa anche a celebrazioni sui sagrati. È chiaro che anche qui però possono nascere altre difficoltà. Ci aspettano mesi e giorni dove sarà molto caldo. È possibile immaginare all'aperto una messa alle 11 del mattino? In attesa della riapertura, la diocesi trevigiana si appella così ai fedeli. È un banco di prova per verificare quanto siamo maturati nel rendersi conto che anche i piccoli gesti che noi possiamo o non dobbiamo fare servono per custodirci tutti quanti. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.